Buongiorno amici, allora oggi il tempo è un po' nuvoloso, però le nostre gite le effettuiamo lo stesso. Ci troviamo sopra Renzano, un po' sotto Pian del Curlo, in località Gueta, e da qui è la base di partenza per toccare dei nuovi punti dove in questo ambiente, nonostante siamo già venuti varie volte, non abbiamo ancora esplorato. Quindi partendo giù da Gueta, ora raggiungiamo il passo d'Agua e poi da lì in una salita non neanche tanto ripida, dopodiché risaliamo un sentiero che ci porta alla località Ruggi e poi da lì al bivacco Sambuco. Poi decidiamo un po' cosa fare, visto che ci sono varie alternative. Ok, ora stiamo per attraversare una bella cascatella. A dopo! Adesso con le piogge dei giorni scorsi questa cascatella è bella nutrita. Dopo circa mezz'ora di cammino ci troviamo al passo d'Agua, passo della Gola, e qua è presente il crocevia dove noi prenderemo per località Ruggi, passando anche o tangendo il riparo Cianella. Però la nostra meta per il momento è località Ruggi e bivacco Sambuco. Bene, dopo mezz'oretta di cammino siamo a una piccola deviazione del riparo Cianella. Andiamo a visitare il riparo Cianella. È proprio una piccola deviazione. Il riparo Cianella, Mauro Bussa. Sono ripari molto carini, molto ben tenuti. Ecco, il riparo Cianella è stato costruito nel 1889. Allora, ecco qua, a Rifugio Cianella, la nostra pausa col succo di frutta, che adesso ci aspetta un po' di salita per arrivare al Sambuco, dove pranzeremo. Evviva! Ecco, anche questa volta ci ritroviamo con un po' di pioggia che sta cadendo, ma non dovrebbe mancare tantissimo al bivacco Sambuco. Ora proseguiamo e speriamo che non aumenti la pioggia. Bene, siamo al bivio per il rifugio Sambuco, così almeno ci ripariamo un po'. Raga, oltre la pioggia c'è la grandine, sta grandinando. Ancora la grandine non l'avevamo presa ancora. Meno male che siamo arrivati. Dai, rifugio Sambuco. Ora ci asciughiamo, che qua adesso sta venendo giù proprio alla grande, grandinata. Grandine, la grandine non l'avevamo ancora presa. Ok raga,
il tempo la pioggia si sta un po' attenuando. Nel frattempo noi pranziamo e auguriamo buon appetito a tutti gli amici di YouTube. Buon appetito. Grazie. Allora, dunque, dopo aver pranzato, questa è la nostra trattoria a sacco, siamo ancora fermi qua, sono le l'1:40, le 13:40, però dobbiamo aspettare ancora un attimo che smetta la pioggia, perché tornando indietro c'è le pietre bagnate, la Puccia, il sentiero bagnato, non è tanto consigliato. Ora vediamo un pochino, magari accendiamo un attimo la stufa e vediamo un po' se ci riusciamo a riscaldare un pochino nel tempo che dobbiamo stare ancora qua. La Laura sta prendendo un po' di legna qua, il fuoco c'è. Ora dobbiamo aspettare che si scaldi un po' l'ambiente. Mettiamo ancora un po' di legna, così si scalda l'ambiente. Forte. Ok, dai ragazze, che adesso forse sta smettendo di piovere, sta spuntando un po' di sole e possiamo riprendere il cammino. Sì, sta migliorando senz'altro il tempo. Sì, ma bisogna aspettare ancora. Laila, bisogna Sì. aspettare ancora, cosa dici? È tutto sereno. Laura, tutto sereno? Vabbè, allora aspettiamo ancora un Però pochino aspettiamo e ancora poi un po' ci perché rincaminiamo. piove. Mm? Allora, Mauro, sei pronto per Prontissimo. il rientro Ah, certamente. ad Agüeta? Anche con la pioggia sono pronto. Noi abbiamo tentato invano dopo un'illusione che prendeva, ma questa stufa ha avuto la meglio su di noi, non si è accesa per niente, proprio un fallimento totale. Evviva viva il reggimento, evviva viva il corpo degli alpini, evviva viva il reggimento, evviva viva il corpo degli alpini. Uè! Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Bene, allora sono le 14:30, ha smesso di piovere, quindi abbiamo pensato di iniziare il percorso a ritroso. Purtroppo volevamo passare per i laghi della Tina, ma non è tanto consigliato perché bisogna attraversare dei punti con delle pietre, degli scoglietti delle pietre, ma sono bagnati, quindi c'è il rischio di scivolare. Di conseguenza ora ritorniamo dietro nel percorso che abbiamo appena fatto. Ok, il tempo forse migliora. Andiamo, va? Come si può vedere, il tempo è decisamente migliorato. Qua cambia abbastanza velocemente. Ora c'è il sole ed è molto più piacevole anche il cammino. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. Love is so. 'Cause I don't even care about the time I've got left here. The only thing I know now is that I wanna spend it with you. Ok, allora siamo rientrati, siamo di nuovo al passo da Gua. Ora il signor Mauro si sta riposando un attimo. Per fortuna il tempo ha retto e non ci siamo più bagnati. Ora scendiamo giù, rientriamo ad Agüeta. Sto bene? Tutto bene. Laila? Benissimo. Benissimo. Lauretta? Benissimo. Bene, io bene. Stiamo tornando giù alla località Agüeta dove c'è la macchina. Riassumendo il giro che abbiamo fatto oggi, si esce l'autostrada Genova Ventimiglia, si esce a Renzano sulla destra, dopo circa 300 metri, sempre sulla destra, località Agüeta. Si sale fino a raggiungere l'area di parcheggio.
Dopo di ciò si seguono le indicazioni per Lago della Tina, località Ruggi, Lago della Tina. E dopo dopo circa mezz'ora si raggiunge il passo d'Agua. Dal passo d'Agua si sale sul sentiero sulla destra, località Ruggi. Si prosegue per un po', circa un'ora, un'ora e mezza, dipende un po' dall'andatura, e dopo si incontrano poi, passando due ponti, si incontra la deviazione per il rifugio Sambuco, e poi dopo poco, 5 minuti, e si è lì. Oggi dovevamo fare un giro ad anello scendendo giù ai laghi della Tina, però visto il tempo, visto il maltempo e la grandine e la pioggia, abbiamo scelto di tornare a ritroso dal sentiero, perché poi c'era da attraversare un tratto roccioso e si scivolava. Ok, bene, anche oggi la compagnia dei viaggiatori vi augura una buona serata e vi rimanda alla prossima gita. Ciao! Ciao! Ciao!